Seconda corsa, cavalli di 3 anni che hanno vinto solo 1000 euro in carriera. 1 Sharifo P, Federico Esposito, 2 Cristal da Col, Vincenzo Piscuoglio, 3 Califo Griff, Giorgio Cassani, 4 Chanel DVS, Carmine Piscuoglio, 5 Castro, Vittorio Vitti, 6 Caio Largo Pax, Salvatore Valentino. Seconda fila 7 Corinto Light, Maurizio Visco, 8 Carioca Lakshmi, Lorenzo Baldi, 9 Columbus Gaps, Battista Congio, 10 Crazy Light Vaio, Marco Stefani, 11 Corsaro di Mare, Marco Basile, 12 Caret, Andrea Vitagliano. Parte piano Castro. Vediamo l'errore di Columbus Gaps, velocissimo dall'esterno, Caio Largo Pras prende il comando con Salvatore Valentino davanti a Sharifo P. Partito molto bene dalla seconda fila anche Karat, sfruttando la scia del numero 6. Quindi Andrea Vitagliano si pone direttamente a contatto dei primi, ma intanto vediamo Federico Esposito che lo anticipa e va a chiedere strada. Vediamo se la ottiene, così è. E quindi Sharifo P, che con tutta la gradualità del caso sta passando in vantaggio. Spesa praticamente 0, 400 metri in 37, Sharifo P al comando su Caio Largo Pax, all'esterno Karat, poi vediamo terza con la corda Carioca Lakshmi, intanto arriviamo al paletto dei 600 metri passati in 46,6. Passaggio davanti alle tribune, sempre affiancati Sharif OP e Karat, poi Caio Largo Pax, Carioca Lakshmi a precedere Corsaro di Mare, prova a spostare al largo anche Chanel DVS, intanto il giro va via in 1-1-2, 14,6 la frazione qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Federico Esposito con l'allievo di Alessandro Gocciadoro. Davanti a Caio Largo Pax, poi Karat al largo, Carioca Lakshmi che accenna, anzi rimane lì, intanto il chilometro va via in 1,16,8, sempre in vantaggio il figlio di Mago d'Amore che ora allunga e cerca di scrollarsi di dosso gli avversari, cede Karat all'esterno, Sharifo P in vantaggio su Caio Largo Pax, frazione delle scuderie in 14,8, siamo sull'ultima curva con il battistrada che allunga ancora, accenna a spostare all'esterno Lorenzo Baldi con Carioca Lakshmi, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo con Sharifo P, padrone della situazione, la lotta ormai è solo per il secondo posto, Sharifo P che viene a dominare, mentre per il secondo Carioca Lakshmi batte Corsaro di Mare di dentro che ha la meglio su Caio Largo Pax, 1,16,6 la media al chilometro per questo Sharifo P che oggi ha fatto vedere qualcosa di molto buono, questo figlio di Mago d'Amore Divina Prefs del signor Francesco Roberto Imbesi, il training di Alessandro Gocciadoro, la guida di Federico Esposito, è passato dopo 200 metri ed ha vinto molto bene. Rivediamo la retta d'arrivo, la lotta per le piazze. Tanto passa il figlio di Mago d'Amore, vediamo la lotta per le piazze, per il secondo è Lorenzo Baldi con Carioca Lakshmi, il numero 8, mentre terzo Corsaro di Mare con Marco Basile.